Eccoci qua, allora dopo l'edizione straordinaria di TV12 tocca a noi, terzo tempo, parliamo di calcio dilettante, il riassunto di giornata stavolta lo faccio io introducendo gli ospiti rapidamente dicendo che parleremo delle prime in classifica in prima categoria nel girone B, cambia la capolista, Amedeo Russo, Gemonese, ciao mister, ben ritrovato. Ciao Massimo, buonasera. Capolista nel girone B, parleremo di una delle squadre del momento e dei risultati di domenica, la Forum Iuli di mister Daniel Bradasca. Buonasera a tutti. Benvenuto. Che coppia per parlare di questa Forum, tra l'altro anche ex Amedeo. Poi parleremo di giocatori importanti. Tu sei stato un giocatore importantissimo, adesso mister. Ciao Denis Godeas. Ciao Massimo, ciao a tutti. Esordio nella nostra trasmissione. Ben ritrovato a Paolo Sebastianis. Ciao Paolo, e naturalmente con noi Simone Fornasiere. Ciao, buonasera. Collegato, ci saranno naturalmente le rubriche di terzo tempo, tra cui le stelle del Dea. Ciao Stefano De Agostini, buonasera. Tutti i tuoi ospiti. Eccoci qua, grazie alla regia di Francesco Zilli perché stasera davvero abbiamo dovuto fare velocissimi, ma adesso partiamo. Informazione di servizio, la puntata in onda dopo il TG alle 19:30 dedicata alla Serie D non è andata in onda come sapete per edizione straordinaria, la vedrete domani 19:30 subito dopo il TG, parleremo di Serie D. Ospite Ibe, attaccante del Brian Lignano, è stato nostro ospite però ne abbiamo parlato di questo Brian Lignano, quindi vi propongo il servizio e poi domani la puntata intera. Vediamo. Allora, Cinecerem è il mio nome, molto più facile il mio cognome, Ibe. E allora chiamiamolo solo Ibe, l'attaccante che è diventato un punto di riferimento per il Brian Lignano, in gol anche domenica nella vittoria contro il San Luigi, un derby che rilancia la squadra di mister Moras. Sì, bel gol. Sì. È un bel gol, sono contento sia della vittoria ma anche del gol che mi mancava da qualche giornata, della prestazione, dell'assist, è stata una bella domenica. Il suo lavoro là davanti si fa sentire e adesso senza Rocco servirà ancora di più. Ibe da 4 stagioni ormai va sempre in doppia cifra in Serie D, ma non solo, grazie al suo gioco diventa un prezioso compagno di reparto migliorando il gioco offensivo del Brian Lignano. Il lavoro che faccio può passare anche da magari un assist. Oggi la classifica degli assist dice che ho fatto 4 assist. Io con tutta l'umiltà di questo mondo cerco di mettermi a disposizione e riuscire poi a essere un valore aggiunto per la squadra. Un ambiente che ti fa star bene, mi trasmette serenità, sono molto lucido nel dirti che mi trovo molto bene e sono contento della scelta che ho fatto. Attaccante spesso con la valigia in mano, Ibe ha conquistato il Brian Lignano e soprattutto si trova bene in questo ambiente che vuole migliorarsi e per ora, classifica alla mano, lo sta facendo. Vederla così è una bella classifica, sembrerebbe. Potevamo essere più in alto? Si poteva essere anche più sotto? Siamo nella parte sinistra della classifica, che è una cosa positiva. Poi una cosa che è ricorrente, una frase che sento dentro l'ambiente, Brian è il miglioramento, no? Quindi penso che questa classifica sia un miglioramento rispetto alla stagione scorsa e su questa linea penso che sia il percorso che stiamo intraprendendo, ecco. Riprende il percorso del Brian Lignano con la vittoria nel derby con San Luigi, no? Ci voleva per il Brian Lignano, non per il San Luigi. L'avevamo detto martedì scorso qui, no? Che erano a 3 punti di distanza e quindi se il Brian fosse incappato nella terza sconfitta di fila e si fosse fatto raggiungere a San Luigi, beh, sarebbe stato un momento delicato. Allarmante sia mentalmente che proprio la classifica. Così, insomma, come dice Ibe, peraltro, mi complimento, parla italiano di Brescia. Proprio perfetto, di Brescia, e dice siamo nella parte sinistra, sento parlare di miglioramento e quindi direi che il Brian Lignano ha fatto il suo. Spiace un po' per il San Luigi, ma è chiaro che lo sapeva il campionato che l'aspettava. Abbiamo parlato la scorsa settimana di infortuni, guardate queste immagini, dopo i gol di Ibe a cui deve aggrapparsi il Brian Lignano perché abbiamo detto 3 gol in categoria e 4 assist, c'è l'infortunio di Rocco, entra e si fa male, rischia un lungo stop da capire il problema al ginocchio. Denis, perdere Rocco in questo momento
Non lo sapevo, mi dispiace, anche perché Daniele lo conosco bene, so che tra l'altro che se sta bene lui è veramente uno che ti sposta tanto il livello di una squadra, dispiace. Emergenza attacco Brian Legnano? Se perdi un giocatore così è emergenza per chiunque, perché è un giocatore di riferimento. È chiaro che non stava bene già da un po', però questo è perché c'è un tema, guardando Paolo, le uscite di Bussi, De Anna, no? Rocco si fa male, resta davvero Ibe e poco altro. Sì, poi il campionato è lungo ancora, c'è bisogno di attaccanti, c'è bisogno di far gol, perché Legnano ha una buona qualità nel gioco, perché l'ho visto giocare e mi è piaciuto tantissimo. Certo, i finalizzatori ti fanno la differenza poi, no? Non avendoli diventa un problema. Secondo me questo è un bivio della stagione del Brian Legnano che può diventare molto importante, purtroppo. Sì, che poi l'uscita di Bussi è stata proprio collegata all'ingresso di Rocco, no? Perché però no, è chiaro, nel frattempo se perdi l'attaccante che soprattutto hai portato dentro perché pensavi che potesse garantirti più gol, perché Ibe è vero ha segnato, ma Ekuban domenica è andato in gol, ma si diceva che stesse un po' facendo fatica a trovare la via del gol, no? C'è Ekuban ancora, però c'è credo Ekuban, sia, c'è Alessio trequartista. Il campionato è lungo, concordo con Paolo. Il campionato è lungo, vediamo quello che sta succedendo da questo punto di vista in casa Charlins Muzzana, e quindi il campionato è lungo e adesso arriva il freddo e tutto. Emergenza? Sì, anche perché Rocco era stato preso per sostituire Ciriello, no? I gol di Ciriello, e adesso... I gol di Ciriello secondo me sono stati sostituiti in un'altra maniera, tra cui grazie a questo gioco che Ibe aiuta a creare, perché il dato Bomber 4 assist e 3 gol è strano per un attaccante, però... Un attaccante che conta gli assist, però è lui. No, nel senso, io ne avevo già sentito parlare, ne hanno parlato tutti bene, perché secondo me è un buon giocatore. È uno che fa giocare tanto la squadra. Però gli attaccanti li pesano sempre quando muovi la rete, quindi io mi auguro che faccia benissimo anche quest'anno e non ho dubbio. Però i gol da sostituire sono tanti, perché quelli di Ciri l'altro anno sono stati veramente tanti, è stato un giocatore veramente importante, quindi sarà complicato, insomma. Aggrapparsi a Ibe diventa fondamentale, ma può essere poco al netto delle capacità di questo attaccante, sia nel far giocare la squadra, nel fare assist e quando fa gol, insomma gol anche belli. Sì, è un giocatore però totalmente diverso da Ciriello, è un giocatore più da fare la guerra lì davanti, che poi ogni tanto fa anche dei gol, non è un bomber, è sempre andato in doppia cifra, ma non ha mai fatto cifre importanti. È chiaro che dà tantissimo, ma io credo che l'infortunio di Rocco porterà il Brian a fare delle riflessioni e anche magari a muoversi in qualche modo. Perché sei troppo scoperto, insomma, troppo scoperto. Vedremo, le informazioni che abbiamo sono quelle di un infortunio che può diventare lungo, ma ancora tutto da capire, vedremo in settimana gli esami, anche gli accertamenti per Bomber Rocco. Cominciamo a spaziare nelle nostre categorie. Se abbiamo aperto con la D un derby regionale, questo è un derby vero, è stato un derby vero a Trieste, in prima categoria girone C, quello vinto dal San Giovanni. Francesco Vitturi. Non sono solo 3 punti. Quelli di domenica, trovati dal San Giovanni sul campo del Sant'Andrea San Vito in Via Locchi, valgono molto di più per motivazioni e significato. Sì, perché vincere in casa di un Santa in corsa con 4 vittorie consecutive sulle spalle non era facile da pensare ai pronostici, e non lo è stato in campo. In una partita contratta, a volte confusa e molto fisica, il gol è arrivato da un episodio. La zampata da attaccante navigato, quella di Sabadin, scelto per la squadra da un altro bomber dei dilettanti, come Massimiliano Leonetti, ora nella dirigenza del Sangio, assieme ad un altro ex rossonero come Federico Aiello. Una squadra che può raggiungere la salvezza senza patemi, ma che dimostra di saper dire la sua anche per il lato sinistro della classifica. La vittoria contro un team costruito per vincere, come quello del Santa, ne è la conferma. Per il Sant'Andrea, ovviamente, il discorso è opposto. Uno stop così non ce lo si aspettava. O forse è meglio dire che non se lo possono permettere. Lì davanti, dopo la vittoria nello scontro diretto, la Maranese sembra infermabile. Per il Santa ora sono 8 i punti dalla vetta.
Magari è presto per dirlo, ma forse il tarlo di pensare più ai playoff e meno alla vittoria del titolo si è già innestato in Vialocchi. Domanda secca a tutti, 8 punti da una Maranese che va così, devi pensare ai playoff più che al primato? Bradaschia. Io ho 8 punti dal Monfalcone e penso ancora al Monfalcone. Ok, mi hai risposto, Russo? A questa Maranese è difficile, anche perché non dipende più da te ma dipende dagli altri. Quindi sì, devono guardare la Maranese, ma io guarderei anche un po' tutto attorno. Sta un po' deludendo Sant'Andrea, che arrivava sì da 4 vittorie, abbiamo avuto ospite Marconi, però questa è una sconfitta un po' pesante, diciamo no? Che da siccome avevo fatto una chiacchierata con lui, insomma, conosco anche abbastanza bene l'ambiente triestino, diciamo che la costruzione della squadra è per vincere il campionato, poi per fare un campionato importante, diciamo così, e trovarsi insomma, un bel numero di punti dalla vetta è impegnativo, però insomma, so che sono... Senti, me la fai quella riflessione? No. Dai. No, devi fare quella riflessione. Non puoi venire qua e non fare... Tu conosci bene anche l'ambiente Trieste, fammi questa riflessione. Ne abbiamo parlato prima, che Trieste è un ambiente particolare, nel senso che è abbastanza chiuso e i giocatori che girano tra prima categoria e eccellenza, bene o male, sono sempre gli stessi. E tante volte la fortuna e le sfortune adesso sono che si spostano di solito anche in più di uno. Quest'anno purtroppo, per fortuna, si sono spostati per esempio dal Chiarbola. Il Chiarbola sta facendo tanta fatica, che nonostante abbia secondo me un ottimo allenatore e abbiano fatto degli ottimi campionati negli ultimi anni, quest'anno hanno perso il nucleo storico, diciamo quello che portava punti, si può dire, alla squadra, e adesso farà tanta fatica quest'anno perché chiaramente devi fare una squadra di giovani e sono dinamiche che ci sono in tutte le squadre triestine. E quindi può cadere anche al gruppo che prova a portare Sant'Andrea, che magari non sempre riesce a fare quel tipo di percorsi. Secondo me è una riflessione piuttosto centrata, ma tornando alla domanda centrale, Paolo, 8 punti, tu che hai vinto un po' di campionati. 8 punti sono tanti, anche perché la Maranese ha un giocatore che fa la differenza, che è Cabine, che ha 11 gol già fatti, 11 gol. E lui ti fa gol ogni domenica e va già 1-0 sempre. Sì, quindi questo è... Può entrare la differenza è questa. Può entrare questo pensiero, devo guardare i playoff, ci ripenseremo un'altra, vediamo quando, nei prossimi mesi. Allora tu da dentro la squadra, da dentro l'ambiente non dici penso ai playoff perché sennò il tuo campionato perde il senso, ma quando davanti non solo hai una squadra che va fortissimo, ma in mezzo ne hai altre 4, 5, quante ne hai? L'Azzurra finora è andata fortissimo, la Bisiacca è dietro ma un po' deluso, ma a squadra, c'è Ronchi davanti, la Manzanese che adesso ha 2 sconfitte, il Domio ha battuto la Manzanese, no? Quindi la sconfitta. E tu perdi un derby. Tu perdi un derby, bravo il San Giovanni che... C'era voglia di rivalsa, di riscatto. Secondo me pesano. È dura. Dall'esterno è dura. Poi, ripeto, l'allenatore andrà nello spogliatoio stasera e dirà ragazzi non importa, 8 punti, ne mancano tanti, però... Comunque a dimostrazione che, dopo dobbiamo parlare di giocatori importanti, che nel girone C ci sono giocatori, anche il timbro di Sabadin che sottolineava Vitturi non è da sottovalutare, insomma un giocatore interessante che se sta bene può fare la differenza. Però abbiamo toccato l'argomento maranese, riassumiamo la vittoria di sabato, visto che non siamo andati in onda nemmeno domenica, vi ripropongo una sorta di sintesi della giornata della vittoria della Maranese. Prima categoria girone C, a Marano, biglietti esauriti per il big match, tribuna gremita e naturalmente anche il chiosco. Va in scena lo scontro diretto Maranese-Azzurra, prime a punteggio pieno. Un plauso va fatto al pubblico, alla gente che è venuta qui, perché ti dà quel qualcosa in più, ma sia perché gioca in casa sia chi gioca fuori. Avere una cornice del genere credo che soprattutto per le nostre categorie è un qualcosa di emozionante, e quindi è un bene per il calcio, e credo che questa partita abbia ampiamente meritato questa cornice di pubblico. Fantastico, è da un po' di anni che non provavo queste emozioni, perché è stata veramente una cornice di spettatori fantastica. La prima giocata dei padroni di casa, di Lorenzo Arpione nel pallone, Ferigutti calcia, Antoni è ben posizionato, risponde l'Azzurra con Pussi che va in anticipo e lancia l'altro 9 molto atteso, Selva tra i 2 difensori, aggancia lui ma poi mette sul fondo.
Al minuto 23 il vantaggio della Maranese. Cabine anticipa il copione, recitato alla perfezione con Bojan Djukic. Di testa l'ex Kras fa 1-0. Noi le palle inattive, cioè senza nasconderci, dobbiamo cercare di sfruttare Bojan, no? Io con Cabine, se così quando tu fai tanti campionati così, conosci anche con occhi, non serve anche parlare. Noi sappiamo subito che vogliamo e dopo è più facile, anche per me. Si è vista la differenza sui nostri calci piazzati e sui loro. Già questa differenza ci è costata un gol. La differenza nel primo tempo è che all'azzurra manca l'azione da gol. Ci prova ancora Pussi con un insidioso cross dalla destra. Stanivuk interviene con il contributo di Venier e poi l'errore decisivo di Manfred che perde palla pressato da Ferigutti. Il 9 ne approfitta e manda la Maranese negli spogliatoi sul 2-0 con i tifosi particolarmente entusiasti. Nella ripresa però si sveglia Bomber Selva, bravo a gestire palla al limite dell'area di rigore e nasconderla agli artigli di Djukic per poi sparare all'angolino. La sfida è riaperta, 2-1 e 9 gol per l'attaccante in questo campionato. E mentre sulla laguna tramonta il sole, ecco Cabine, talento che non tramonta mai. Il numero 10 prende palla sulla destra e se ne va in solitaria, siglando un gol da applausi. Sono 11 in campionato per lui, che esulta ancora come un bambino felice. L'emozione che dà il calcio è qualcosa di... non si può spiegare a parole, al di là delle categorie. L'azzurra cerca di riaprirla ancora. Selva mette al centro per Biziag che mette a lato. Poi ci prova Forchiassin su punizione. Stanivuk respinge corto e Pantuso si fionda sul pallone, lasciandosi cadere. Non c'è contatto con Malisan. Gaudino di Maniago lo ammonisce per simulazione. L'ultima giocata è ancora di Selva, bella acrobazia, ma il portiere della Maranese blocca. Finisce 3-1 e sono 21 i punti della nuova capolista solitaria. Che numeri per la Maranese di Berlasso che esulta, si diverte e ritrova un entusiasmo che mancava da qualche anno. 7 su 7 sono tante. Speriamo ancora di continuare, sì. Questi risultati ti danno l'entusiasmo per lavorare ancora di più e per compattarci e per costruire qualcosa che per Marano è importante. Questo unplane della Maranese, mi dite che cosa vi colpisce? Io gioco la carta più facile e banale da uno che non capisce di calcio e dico l'ambiente. A parte che Marano è un ambiente strepitoso, ma rivederlo così è molto bello. Annuiva Stefano De Agostini a un certo punto. Dea? No, devo dire che sono sorpreso tantissimo dai 7 gol di Bojan, di Djukic, che è una persona meravigliosa. Insomma, avere una coppia d'attacco da 18 gol e una di 2 difensore centrale non mi sembra male, insomma, nel totale. Poi è chiaro che c'è quel fenomeno lì davanti che io faccio fatica a parlare perché tu sai che è stato il mio giocatore preferito, insomma, che ho allenato, e quindi Medi fa delle cose che gli altri fanno fatica già a pensarle, quindi è chiaro che la Maranese la vedo veramente bene in questo campionato. Bene, cosa vi sorprende? Sentiamo anche gli ospiti, Brarasca. Beh, io con Medi sono cresciuto, cioè, vivevamo assieme a Treviso da piccoli, quindi siamo molto legati e gli ho scritto anche l'altro giorno che ero andato a vedere la partita con la Manzanese. È un giocatore incredibile, sono d'accordo col mister. Con Djukic ho giocato a Copper e adesso ho imparato a fare anche tutti questi gol. Vabbè. Diciamo che fa valere questo metro e mezzo che ha, no? Sorprende. Beh, diciamo che Marano è un ambiente bellissimo. Io ci ho giocato poco perché poi è stato chiuso per Covid e comunque dietro c'è una squadra forte, un allenatore che ha già vinto, però sai, Cabine 11 gol, Djukic 7, li metti in qualsiasi altra squadra, sono primi in classifica. Allora scusate, vi faccio intervenire adesso perché apro le nomination così, visto che ho chiesto che cosa sorprende. Miglior squadra, fatevi vedere il video in copertura, non c'è audio, Francesco, vado veloce, dico subito la Maranese, perché poi ho riassunto un po' queste cose, immaginavo già le dicessero, no? Giocatori forti, mister con mentalità, piazza con ritrovato entusiasmo, insomma sta sorprendendo, cioè sta facendo benissimo, 7 vittorie e quindi dico subito Maranese.
Seba, sei Io ho passato di giocato 2 lì, anni, sei sì, passato ho giocato di lì. 2 anni in un ambiente strepitoso, lo conoscete un po' tutti, no? Perché poi oltre al calcio lì c'è proprio il paese, no? La sintesi, Ma l'hanno no? ricreato, no? Tu sei passato nella fase. Io, no, Marano, sono stato in prima ascendente. categoria, abbiamo vinto il campionato, siamo andati in promozione. Sì, che Quindi poi secondo te è un ambiente che può fare la differenza Sì, quando certo, gioca per vincere? Sì, certo. Poi anche la società adesso si è messa a posto, per cui hanno grandi chance di stare in promozione di nuovo, dove meritano, insomma, no? Anche. Miglior squadra? Assolutamente. Bomber? Avete detto tutto, sono Sei d'accordo? d'accordo, anche perché Bojan ci ho giocato assieme in D ed era pericoloso sui piazzati da sempre, anche perché non ha solo strutture, è anche bravo nell'andare a attaccare la palla, quindi poi cabina idem con patate. Quindi Sorrido perché ti sto guardando. No. Simone giocatori Fornasiere, forti. come quindi di volessi conseguenza. intervenire. No, concordo in pieno, cioè è difficile trovare un'altra squadra stasera, avrei ok. detto anch'io. Ma poi no, sorrido perché tu hai detto l'ambiente, ma sono d'accordo con Amedeo. Sì, va bene l'ambiente l'altro anno è retrocesso, lì la differenza c'è che uno ha 11 gol e l'altro ne ha 7, li metti in qualsiasi squadra, l'ambiente te lo creo io e quelli stanno facendo differenza. Ma sì, dai. Sì, no, sicuro, ti dico però occhio che non era così l'anno scorso, cioè piano piano si sta Beh, ricreando. ma è chiaro che i risultati porto dappertutto l'ambiente. C'è da dire che quest'anno tutte e tre diciamo, le prime categorie sono complicate, Sì. perché l'anno scorso sono venute giù 8 squadre dalla promozione, le hanno divise un po', magari nel girone C un po' di più, però anche nel girone B e nel girone A sono toste. Allora, lì ci sono i 21 punti della Maranese, miglior squadra, votata quasi all'unanimità, credo, no? Se non ci sono obiezioni. Andiamo nel girone B dove cambia la capolista. Vinci col San Gottardo e ti ritrovi primo, che forse non te l'aspettavi questa settimana? Non questa. Non questa, però te l'aspettavi che Prima o arrivasse. poi me l'aspettavo. Come state? Malissimo. No, dimmi un po' come sta andando questo percorso, raccontami, insomma, hai scelto Gemona, facciamo un punto. Sì, ho scelto Gemona, speravo sinceramente in una chiamata dell'eccellenza che non è arrivata, ho scelto Gemona per ripartire da dove avevo iniziato come categoria e perché la società aveva voglia di ritornare dove era stata. Naturalmente devi costruire tutto perché se sei retrocesso un motivo c'era, sono andati via un bel po' di giocatori tra ragazzi sloveni, Buzzi e tanti altri, abbiamo portato a Gemona dei ragazzi nuovi, alcuni giovani, alcuni meno giovani. Purtroppo dall'inizio non abbiamo 2 giocatori su cui puntavamo tanto, Grande Baroni e Venturini. Venturini speriamo che recuperi a brevissimo, De Baroni speriamo a febbraio. E Ietri dopo le 4 giornate di squalifica sta riprendendo, naturalmente bisogna dargli il tempo per entrare in forma, diciamo. Non ho avuto Ibrahimi per 2 partite, domenica non avevo Del Giudice e Marcuzzo. Sì, non è proprio facilissimo, ma con il coltello fra i denti... Sì, un inizio di stagione bello impegnativo. Sì, ci manca anche qualche punto. Però 14 punti, adesso c'è un equilibrio incredibile in prima B, davvero mi pare di capire che qua non ci sia una che comanda, non c'è la Maranese, al di là della classifica, certo. O ci potrebbe essere secondo te una Maranese? Come la Maranese dubito, perché la Maranese da qui alla fine, spero per i maranesi, ne perderanno poche di partite, perderanno pochi punti. Berlasso spero non guardi la puntata. Berlasso poi viene a trovarmi in bar, mi insulta. Nel nostro girone è un po' più equilibrato, non c'è chi farà la fuga, ma se fai 3-4 vittorie di seguito, con tutto questo equilibrio ti puoi ritrovare con qualche punto di vantaggio. Voi volete vincere comunque? Noi ci vogliamo provare, sì. C'è la voglia di tornare? Sì, la società lo vuole, io sono andato lì per farlo. Bisogna dare mentalità a giocatori che non hanno mai vinto di vincere. Senti, a proposito di squadre che possono fare recitare da protagonisti, c'è il Cussignacco. Cussignacco a cui è mancato incredibilmente il gol. Incredibilmente. Incredibilmente, perché ha diversi giocatori interessanti. Chichi, Lani, Del Fabbro. Sentiamo cosa ha detto mister Bertino, che ha ritrovato la vittoria
con il Basiliano. Insomma, il Cosignac è una di quelle squadre che può e vuole guardare ancora ovviamente agli obiettivi importanti. Sentite. L'obiettivo del Cosignac credo rimanga comunque quello di lottare per vincere, vero Patrick? Oh, ma assolutamente, ma infatti noi non ci siamo nascosti inizio anno, abbiamo detto con la rosa che abbiamo, col mister che abbiamo, se posso dirlo, certo. Sì, dalla Serie D alla prima categoria, se posso dirlo, siamo ambiziosi, non ci siamo mai nascosti, per quello dico, vogliamo giocarcela fino alla fine, poi se gli altri sono più bravi come sempre bisogna anche essere anche onesti e dire complimenti, gli altri hanno lavorato meglio, però vogliamo giocarcela. Ecco, queste dichiarazioni potrebbero insomma apparire convincenti, convincenti però lui non si nasconde, dice che la squadra è forte, che lui stesso come allenatore vale, quindi cioè, comunque a livello di percorso che ha fatto Bertino, ritrovarlo in prima è un tema della categoria, quindi anche, secondo me la leggo anche in un'altra maniera. Sì, anche se un paio d'anni adesso era fuori. Io la leggo, giro un po', anche dire, visto anche quello che devo fare io, perché sono un allenatore che è qua per fare bene. Ah certo, in questo senso. Quello sì. Paolo. Cosignac è retrocesso l'anno scorso, no? Avevano già ambizioni l'anno scorso con Caruso, poi hanno perso lo spareggio proprio col Sistiana, se non mi ricordo male. Adesso staremo a vedere, però come dicevo prima... Ma tu le leggi come le dichiarazioni? Che dà peso alla sua figura o dà pressione? Cioè, io penserei più alla squadra che a me stesso, sinceramente. Ok, no? non ti piacciono, insomma? No, perché insomma è meglio che lo dicano gli altri, secondo me. Ci sta. Comunque è una di quelle squadre che ci aspettavamo, ma lo stesso Bertino lo fa capire. Sì, no, quindi c'è una rivale sicuramente che può arrivare, perché ce n'è più di una sicuramente, poi però secondo me loro il Cosignac, se si svegliano, il Cosignac secondo me sulla carta ha la rosa più forte del girone, sulla carta, e poi si gioca anche, vediamo il gol del Fabbro, anche col Basiliano ha creato delle situazioni ma ha fatto fatica a far gol, ha fatto bene anche il Basiliano, poi c'è stato questo errore evidente. Bravo Del Fabbro, sapete perché? Perché poi a un certo punto la palla... Perde il pallone col... Sì, perché c'è un controllo, comunque un rimbalzo. Secondo me c'era tipo il campo che non l'ha aiutato. Sì, il campo e la recupera. A proposito, adesso entro nel capitolo giocatori importanti. Del Fabbro. Un giocatore che l'anno scorso ha fatto la differenza in promozione, è naturale che debba fare la differenza in prima categoria. L'hai avuto? Sì, l'ho avuto e ha delle qualità che difficilmente trovi anche in eccellenza, perché ha un passo nettamente superiore a tutti ed è uno di quelli, insieme all'Anima, insieme a Tosone, hanno giocatori importanti, Grillo, Movio, hanno giocatori importanti. Questo Del Fabbro in prima categoria girone A, invece cambiamo argomento, giocatori importanti, anche voglio segnalare Benedetti del Pasiano, perché cala il poker il Pasiano contro il Ragogna, non una partita scontata, però Michael Benedetti è al suo quarto gol, come 4 sono stati i gol del Pasiano, quindi Caldarelli, Benedetti, cominciano a uscire anche i nomi di questa capolista, anche se dietro c'è un Valle Noncello davvero sorprendente. Però Stefano De Agostini, un altro nome da aggiungere in prima categoria, oltre a quelli noti. Me ne parlava molto bene Giulio Franco Martin di lui, mi diceva che è un giocatore importante, uno di quelli che non molla, uno di quelli che ci crede, e quindi mi fido molto del giudizio di Giulio. Devono stare attenti al Valle Noncello perché è un ambiente molto tranquillo e rilassato, quindi il Valle fa paura. E sta sorprendendo. Abbiamo fatto i nomi di Del Fabbro, di Benedetti, abbiamo parlato in prima categoria ovviamente Girone C, della Maranese di Djukic e Cabine. Facciamo un riepilogo e così ci proiettiamo in eccellenza. I giocatori importanti in questo fine settimana ci sono stati assolutamente dalla prima all'eccellenza che hanno fatto la differenza. Servizio. E i nomi importanti dove sono? I giocatori importanti fanno la differenza. L'errore che forse sta alla base del fallimento Monroe Ons, non averli visti o forse non averli legittimati.
cosa che Moroso ha fatto immediatamente ed ha avuto una risposta chiarissima. In gol Crivaro, doppietta al Chiarbola Ponziana. Con la Pro Gorizia poi tocca Comisso e Urbanetto, nomi che già avevano brillato insieme a Manfred nella vittoria di Coppa col Pordenone. E Urbanetto ha lasciato un segno decisivo nella difficile sfida di Flaibano. Gol importanti da giocatori importanti, come Ruffo e Bonilla dell'LME, il primo 5 gol in 3 partite con Barbieri, come quando in prima categoria c'è gente che scende dai piani superiori. Vedi il gigante Djukic, difensore abbonato al gol, 7 in 7 partite. È inutile ripetere il nome di Medicabine. In promozione il Martignaco ritrova una vittoria forse vitale con la Pro Cervignano e la doppietta di Specogna, unita al timbro di Lavia, ricorda quanto sia fondamentale l'apporto di simili giocatori per i propri obiettivi. Vedi Specogna, che già l'anno scorso aveva fatto le fortune della Forum, quella Forum che oggi ha pescato dalla Virtus Roveredo un giocatore di prospettiva come Zulù. Cividale potrebbe diventare la vetrina per questo ragazzo che ha già il fratello in Serie D al Campo d'Arsego. Quel colpo di testa contro il Cras, con uno stacco ed un tempo fuori dal comune, fa ricordare cose troppo epiche. Perdonate se accenniamo paragoni che sconfinano nella sacralità del calcio. Mentre lasciamo all'attaccante questa intima e personale dichiarazione dopo un gol e un inizio di stagione in eccellenza comunque ispirato. Contentissimo e ringrazio Dio perché non ce l'avrei fatta senza di lui. Ora, mi rimettete il gol di Zulù perché ovviamente non è paragonato, non sono così blasfemo sportivamente parlando, però quello che voglio dire è in ogni categoria c'è qualcuno che fa una cosa che va oltre quello che magari ti aspetti, no? Per me questo è un gol. E guarda che stacco che fa. Avete capito, non è che adesso sto paragonando Zulù a lui, ok? Ma il concetto di gol, perché Fornasiere ride subito insieme a voi senza capire dove volevo arrivare, ma non posso pretendere, no, troppo dai miei servizi. No, cioè, non siete d'accordo che quella giocata lì sia oltre il livello? Fa piacere, sì, non la vedo così eclatante, però ha fatto una gran giocata, cioè ci ha creduto. Vediamo, abbiamo un bomber, bravo. Non è una grande giocata? Ma secondo me meglio di lui, lo conosce bene. Tu sei stato un grande attaccante. Secondo me è un grande gesto atletico, poi dipende com'è il ragazzo, io non lo conosco, quindi è meglio che ne parli chi lo allena. No, io parlo restando al gesto. Che ci crede su tutti i palloni. Anche perché l'ha fatto al 95esimo, 96esimo. Cioè ha fatto uno stacco 1,5 metri di altezza, è andato su col portiere con le mani. Il ragazzo dice ringrazio Dio, giustamente, ma più di Dio deve ringraziare il Signore qui, che da inizio anno, che in preparazione a luglio mi parlava di lui e mi diceva questo ragazzo può giocare tranquillamente in eccellenza. Però, bravo Daniel, arriviamo a Mister Bradaschi. Adea, tu te lo aspettavi, ricordandolo come l'abbiamo visto la Virtus Roveredo e anche quella finale di Coppa dove già si era fatto notare a Ragogna, anche se poi ha sbagliato dei gol. Così forte no. Mi ha impressionato quest'anno. Un giocatore che dà di gioco a loro sono una squadra eccezionale quando riparte e hanno lui che praticamente diventa quasi una specie di regista nelle uscite, perché lui gli dà i tempi sempre di uscita, lo fa molto bene perché gioca molto semplice e poi riparte. È un giocatore veramente una delle grandi sorprese di quest'anno, un giocatore veramente forte. Allora mi aiutate stavolta a scegliere il miglior giocatore, perché dalla prima all'eccellenza ho fatto un riepilogo. Andiamo con la grafica, perché stavolta non lo propongo. Vi lascio, ho bisogno che mi aiutate, perché ho davvero trovato tante cose importanti. Djukic cabine, Del Fabbro che fa ritrovare la vittoria al Cussignaco che mancava da 2 mesi, questo Benedetti che continua a fare gol per il Pasiano, Specogna che ritrova il gol e fa bene al Martignacco che era fermo, Ruffo che continua a fare gol, Urbanetto l'abbiamo visto, Zulù abbiamo parlato. Quindi mi aiutate a scegliere il miglior giocatore? Io ho l'attaccante della Forum.
Tu consiglieresti l'attaccante da Forum? Tu cosa mi consigli, a parte il tuo? Giulù ha anche preso il rigore del 3-3 e sicuramente sono contentissimo di quello che sta facendo e tutto, però questa giornata per i gol che ha fatto di Urbanetto. Bellissimi 2 gol di Urbanetto, li abbiamo visti. Denis Godias. Io punterei anche sul buon Ruffo, perché ce l'ho avuto da giocatore al Charlinse. Secondo me è un giocatore sottovalutato, che può fare veramente molto bene quest'anno. Infatti nelle ultime giornate ha svoltato. Paolo Sebastiani. Per me è Giulù, ragazzo della Forum. Ti è impressionato? Sì, assolutamente. Prima di arrivare a Fornasiere, che avrà sicuramente la carta da giocarsi di solito, Idea cosa mi consiglia? Io ho visto la partita del Chioms e oltre il gol Urbanetto ha fatto una grandissima partita. Ha fatto tutto in piedi l'attacco del Chioms, i 2 gol sono fenomenali, il secondo secondo me è di una difficoltà incredibile, magari l'errore del portiere, ma ha fatto una grandissima prestazione, quindi pur piacendomi tantissimo Giulù, per carità, però la prestazione di Urbanetto unita ai 2 gol fanno sì che io ho scelto. Allora mi avete convinto, io propongo Urbanetto al mio estremo nemico Fornasiere, cosa farà? Che ti farà cambiare idea assolutamente, perché insomma tra tutti questi nomi che tu sei arrivato fino in prima categoria ne manca uno, che è quello che vincerà, te lo dico già, che gioca in seconda categoria, gioca al Gonars, ed è Carmine Genovese, che domenica ha fatto la 3ª tripletta dell'anno. A 10 gol ha fatto 3 triplette in 6 partite, quindi bravi Giulù, Cabine del Fabbro, ma vince, lo dico già, Genovese. Dopo mi ringrazio che ti ho fatto fare bella figura, no? Però potremmo spiegarla questa. Però ci sto. Genovese del Gonars. Anche perché Giulù è parte di una Forum Miuli che funziona alla grande. Scusa, però se avessi dovuto dirti di questi, ti avrei detto anch'io Giulù, perché in questo momento è importante, mi sembra, no? che la Forum, quando non ce l'ha avuto, quelle 3 partite sono arrivate 3 sconfitte, non so se è un caso. No, non è un caso, perché per noi Marco sta facendo, è fondamentale, per come ha detto il mister, il Dea ha centrato in pieno, perché è un giocatore che gioca semplice. Era tanto che non vedevo un attaccante che metteva giù il pallone, fa la sponda, quando c'è da girarsi si gira, ma 99 volte su 100 fa la cosa giusta, senza rischiare niente. A noi serve tantissimo una boa che ci permetta di tenere palla e salire col baricentro. Poi l'anno scorso giocava in prima categoria lui, no? È in prima. Quindi ha fatto doppio salto e fa la differenza in eccellenza. Dobbiamo parlare di questa Forum Miuli, di questo ottimo momento, 20 punti, 3° posto. State fermi lì, dopo la pubblicità, la Forum Miuli di Bradaschia. Torniamo fra poco. Domenica non c'è stato a tutto campo l'appuntamento consueto, perché giocava l'Udinese. Torniamo domenica regolare, è stato un weekend particolare e non ho chiesto quindi il risultato di giornata. Fornasiere, sarebbe stato? Quello del Cras mi è piaciuto molto, della Forum Miuli, scusa, mi è piaciuto molto che ha battuto il Cras, perché l'ha agganciato al 3° posto la Juventina. Domenica c'è uno scontro diretto, tra l'altro, quindi davvero forse il risultato di giornata è stato quello per me. Allora parliamo di questa Forum Miuli. Servizio. 2 promozioni tramite i playoff nel giro di 3 anni e una coppa di promozione. La Forum Miuli continua il suo percorso di crescita, ma stavolta lo legittima con un'eccellenza da protagonista. Ho sempre detto che la mia squadra, per doti tecniche, tattiche, per il gruppo, può stare in alto. Vuole guardare in alto Bradaschia e lo vuole fare col gruppo che lui sta plasmando. Ci tenevo tantissimo che facesse gol e sono veramente contento abbia fatto lui il gol oggi, perché viene da un periodo difficile. Già dalle dichiarazioni di Codroipo si poteva capire come la forza di questa squadra stia nel gruppo. La Forum, assemblata da Roberto Stella, con nomi interessanti, sta recitando da neopromossa brillante anche e forse soprattutto per questo. Il 4-3 con il Cras in rimonta lo dice chiaramente.
e che la Forum Miuli sia un gruppo lo dice Bradaschia con quella pazza esultanza di Codroipo, e lo dice Zulu che festeggia al chiosco a fine gara cantando e ballando insieme all'immancabile leader Campanella. Lo dicono i 10 marcatori diversi andati fin qua a segno, lo dice la classifica, 20 punti sono un sogno, e anche se questa squadra piaceva già nel precampionato, bravo il DS e la società a costruirla, guardarla verso il podio dell'eccellenza è il merito di un mister che si è seduto su quella panchina con umiltà e ha conquistato la fiducia lavorando e vincendo. Daniel Bradaschia non è più solo l'ex giocatore di talento, ora è un allenatore tra i migliori in eccellenza, con un gruppo tra i migliori in eccellenza. Con musica ad hoc con cui avete festeggiato domenica. Fornasiere, mi dispiace, ma questo è come robe assurde che non conosco, così. ma Non anch'io. Posso fare una domanda a Bradaschia? Vai. Ma a gennaio come ti vesti, visto che eri con calzettoni, scaldacollo, erano 22 gradi domenica? Sono scaramantico. Ecco. Su quelle robe sono scaramantico. Quindi, a parte anche l'esultanza, te hai veramente rischiato di far fuori Corvaglia lì. Sai quante entrate gli ho fatto a Corvaglia? Ma tu giochi ancora allenamento, sì? No, l'anno scorso ho fatto qualche partitina, ma quest'anno no. Senti, sei ormai un allenatore importante, no? Ma no, devo imparare ancora tantissime cose. Diciamo che in questo ambiente con i giocatori che ho mi trovo bene, stiamo lavorando bene, ho una società che comunque per adesso mi sta lasciando lavorare tranquillamente, a parte qualche pressione dopo le 3 sconfitte che poteva starci, però ripeto, mi lasciano lavorare, mi fanno sperimentare le cose che voglio provare a fare. Adesso sono 2 o 3 partite che sto cambiando modulo perché secondo me dobbiamo proporre un gioco offensivo più ampio e diciamo che vista la partita di domenica ci stiamo riuscendo. Mi piacciono le partite così. Bella questa filosofia. E poi ti chiedo 2 cose, voglio sentire il parere sulla forum dei nostri ospiti e anche quello di Russo che ci può aiutare a capire questo percorso, se se lo aspettava così veloce. Tu dici, tu punti in alto, qual è il vero obiettivo? La società mi ha chiesto di salvarci il prima possibile, quindi la società dà l'obiettivo a inizio anno. Però tu lo dici spesso nelle dichiarazioni, cioè tu veramente coltivi questa idea di una forum che stia lì, dove adesso? Io non mi nascondo, penso di avere una squadra che nelle prime 5 ci deve arrivare, come organico e come gioco. Poi, ripeto... Poi c'è il campo. Esatto, c'è il campo che parla, ai ragazzi glielo dico sempre ogni domenica, se ci rilassiamo, ci sentiamo bravi, è il momento in cui perdi tutte le certezze che stai accumulando partita dopo partita. Seba, bello sentire un mister così. Ma certo, io avevo già fatto i complimenti la prima volta che sono venuto qua all'inizio di stagione su una loro vittoria che mi aveva impressionato. Non pensavo sinceramente a un cammino così entusiasmante da parte vostra e devo dire che sono rimasto colpito dalla vostra classifica, da come avete ribaltato il risultato contro il CRAS che veniva da un periodo buono. Quindi Bozic a fine partita il mister era particolarmente scosso, passare questo termine tra virgolette, gli ha dato molto fastidio perché sa che questo è uno scontro importante, avete vinto uno scontro importante, punto. Datemi il vostro parere su questa forum, qual è la forza, Godeas? Noi abbiamo detto questa cosa del gruppo. L'ho vista solo in immagini, quindi non l'ho mai vista dal vivo, però l'ho vista perché insomma riesco a recuperarle e onestamente mi ha sorpreso perché poi come sempre quando si danno le griglie all'inizio del campionato onestamente la neopromossa nessuno l'avrebbe messa neanche probabilmente nel lato sinistro della classifica, invece adesso è meritatamente dov'è, quindi si vede che sta lavorando bene, ma hanno anche un gruppo di giocatori forti. Quindi gruppo di giocatori forti è diventato gruppo, non è tattica come spiegazione, però si vede che siete un gruppo, è un tema anche questo. Beh, ma io penso che soprattutto nei dilettanti, perché poi quando vai nei professionisti magari ci sono tante altre cose, ma nei dilettanti avere un gruppo compatto che nelle difficoltà
vedi che uno lotta per l'altro, penso che sia la cosa principale. Dea, invece per te mi aiuti a andare oltre a questa analisi e mi dici qual è la forza di questa Friuli? Allora, già un allenatore che dice cambio modulo perché voglio ampliare la mia fase d'attacco, già io lo adoro, perché si parla di fare di più davanti e a me piace questa cosa. Io li ho visti anche nella loro peggior versione, però ti ripeto c'è un lavoro dietro, perché loro hanno 3-4 uscite che io l'ho viste fare in partite diverse, dove si vede che c'è il lavoro del mister. E sono felice che la Forum sia lì davanti, perché sta dimostrando che lavorare e provare le cose poi alla fine riescono e ti danno i risultati. E questo mi fa molto piacere e seguo molto volentieri Bradaschia perché mi piace moltissimo come fa giocare la sua squadra. Grazie mister. Beh, insomma, niente male. Dimmi se ti aspettavi, però tu eri lì, hai vinto la Coppa, poi arriva Daniel, mi dici un po' come vedi questo percorso? Quando sono venuto qua sempre con lui, se vi ricordate, avevo detto che speravo che Daniel facesse meglio di me e l'ha fatto, e quest'anno sinceramente mi sta sorprendendo, e se vi devo dire va benissimo il gruppo, va benissimo tutto, ma secondo me la vera forza di questa squadra sono Daniel Bradaschia, Tobia Fuscello e Roberto Stella. Questa è la vera forza della Forum. Trovi lì. Perché poi al di là di tutto la capacità anche andare a prendere giocatori, perché la Forum è andata a cercare giocatori. Poi bisogna farli andare, sia chiaro, però Simone ne ha presi di buoni. Sì, soprattutto ci eravamo meravigliati quando avevano lasciato andare Specogna, che l'altro anno era stato uno dei più prolifici, no? Ha fatto gol anche in finale playoff, tra l'altro diciamo ma come, lasciano andare via? Invece hanno avuto ragione loro e si vede che avevano visto bene. Giulù è il caso più eclatante, più evidente, ma io li ho visti tante volte e li ho visti anche, Daniel non me ne voglio adesso, perdere 2 volte sia in Coppa col Chions che in casa col Monfalcone, ma anche col Monfalcone il secondo tempo li avete provati a mettere là, poi in contropiede vi hanno fatto il 2-0 e fine dei giochi, però l'impianto di gioco, sono molto d'accordo con quanto ho detto anch'io il Dea, l'impianto di gioco loro è un impianto molto valido e che sta dando i frutti non a caso. Sì, è il terzo anno di seguito che la Forum cambia radicalmente squadra. Primo anno con me, poi con Dani 2 anni. Vuol dire che la capacità di cambiare, poi Struccheri, no? Ma Roberto Stella, insomma, non lo scopriamo adesso, Torviscosa aveva fatto, insomma, Martignacco. Anche lui sta... Sì, infatti quest'anno a Roby ci siamo confrontati tanto su tanti giocatori, ma ha portato dei giocatori validi anche che magari io non conoscevo. No, perché non è scontato, guardate che non so se analizziamo nei dilettanti, tante squadre non fanno mercati così densi, cioè, quindi anche questo è una cosa positiva che poi bisogna saper gestire. 10 marcatori diversi, tra l'altro, dimostrazione di questa voglia di creare qualcosa a livello offensivo. Allora, miglior allenatore a questo punto, dopo tutti questi complimenti, nominiamo te. Mi pare evidente, Daniel Bradaschia, questa vittoria col Kras che conferma la squadra in alto, insomma gruppo fuori dentro dal campo, identità tattica, idee chiare, le abbiamo commentate, ormai da un anno tra i protagonisti dei dilettanti la Forum Friuli, ma più come diceva Russo, ma restando a questo percorso di crescita in eccellenza. Se qualcuno vuole fare altre proposte o ci facciamo pagare da bere post trasmissione da Bradaschia? Ci facciamo pagare da bere. Ok. No, neanche Fornasiere non ha No, lo confermo, l'ho messo anche stamattina, insomma, anch'io nella mia top l'ho messo lui. Insomma, credo sia la vittoria di giornata, anche se una menzione però va fatta per Barbieri e Moroso, subentrati 3 vittorie di fila tutti e 2. Tema di Tomei tocca proprio questo argomento, riflettendo anche su chi invece preferisce non cambiare, quindi chi resta fermo. Vediamo. Caro Massimo, un saluto agli ospiti di studio e a chi ci segue da casa. Tema della settimana: quando cambiare cambia. Riferimento alla svolta
che hanno avuto le uniche 2 società che sino ad ora hanno cambiato tecnico. Parliamo dell'LME e del Chions. Il presidente Pattaro ha intuito subito che se si volevano raggiungere gli obiettivi di alta classifica bisognava cambiare e non ha esitato a farlo, contro anche il parere di molti. Mentre il presidente Bressan ci ha pensato un po' di più, anche se molti invece concordavano con il cambio di Moro. Ma come dice un vecchio proverbio, meglio tardi che mai. Mi riferisco alle posizioni di classifica che occupano ora squadre come il Muggia, il Kras e il Cotroipo, al di sotto delle aspettative, degli obiettivi e con organici da altre posizioni di classifica. Tengo fuori per ora, tra le deludenti, la Sanvitese, in attesa della semifinale di Coppa. Quindi, caro Massimo, non sempre è corretto cambiare, ma spesso manca il coraggio per farlo. Un saluto, alla prossima. Ciao. Cosa rispondete al tema di Tomei? Beh, insomma, ha nominato 7-8 squadre, se tutti avessero dovuto cambiare mi sembra un po' tanto. Cioè, per esempio, dal mio punto di vista, Muggia e Kras non mi sembra siano nelle... No, però io devo far finta di essere Tomei perché altrimenti ha ragione ad arrabbiarsi con te. Cioè, come lui sta dicendo, che ci sono 2 squadre che hanno cambiato e avevano delle ambizioni e arrivano. Ci sono squadre che hanno delle ambizioni, stanno decidendo di non cambiare e la classifica parla chiaro. Scusa, ma il Musa è sotto le aspettative nettamente. Lo so, ma... Il Codroipo sta giocando per la retrocessione. Il Codroipo è un altro caso, ma per esempio il Kras mi sembra che stia facendo un campionato... Ecco, sul Kras io... Il Kras, per esempio... Anche... Sul Kras tendo a... Ecco, l'unica che non sono d'accordo... fatica, è vero, però il Kras nel momento di spiccare il volo, e diciamo tutti ogni volta che è un'ottima squadra, ma qui per me Bozis deve lavorare, che è un buon allenatore, però 2 sconfitte nel momento clou. Cioè ragazzi, io qua devo prendere e difendere il Mister, perché nel gioco poi uno dice qual è l'obiettivo, lo stai raggiungendo sì o no? Ok, perfetto, perché se no è un dilemma che non risolveremo mai, quello cambia, no, perché se no diciamo tutti bravi, no? Tutti la bravi trasmissione non ha senso. Per me la mia opinione è che Muggia e Kras è giusto non si sia cambiato, cioè non è qua che noi dobbiamo giudicare effettivamente chi deve cambiare o meno, chi siamo noi per dirlo, certo, però sono 2 filosofie diverse, però c'è una filosofia che ti sta dicendo che il cambio è servito. In maniera sì, ma erano messe ben peggio LME e Chions. Loro hanno sbagliato l'estate, no? Soprattutto l'LME ha sbagliato l'estate perché ha tenuto l'allenatore che ha vinto il campionato non avendo un'esperienza di eccellenza. Poi si sono resi conto che hanno dovuto cambiare, con Barbieri hanno svoltato, ma anche perché hanno squadra, avevano preso squadra, anche se assortita male. Il Chions si aspettava qualcosa di meglio, ma bisogna vedere anche che profili ci sono per cambiare. No, certo. Bisogna, campionato di eccellenza, un campionato importante, non è che trovi, no, sì, devi avere anche la fortuna di trovare il profilo giusto. Assolutamente, e non è che noi adesso, neanche questo era l'intento di Tomei, dire devono essere cambiati questi allenatori per far bene, però pone giustamente il dubbio su chi magari non sta rispondendo alle aspettative e non mette in discussione chi è la guida. Io l'ho capito benissimo questo. Ma anche al Codroipo, ad esempio, adesso a me dispiace per Gigi Sandrin che è anche un amico, no? Però chi prendi? Chi vai a prendere? Non è difficile, no? Però siamo d'accordo che stanno rendendo, per me la situazione del Codroipo è molto preoccupante, al di là di tutte le assenze che hanno. Codroipo sono d'accordo, io su Kras e Muggia sono un po' meno d'accordo. Muggia ha preso che cofone, 1-1 a San Vito, adesso la Sanvitese è brava, ma il Muggia si deve giocare per provare. Ma vincerle tutte è difficile, sono d'accordo. Sta vincendo un po' poche però. No, che sono sotto le aspettative, sono d'accordo con te. Ma il Bomber prima parlava del Chiarbola, no? Il Chiarbola è l'ultimo che ha Musolino, che è un bravissimo allenatore. Lo cambi? Lo tieni? Cosa fai? Per dire, no? No, ma lì non lo metterei mai in discussione, certo. Perché Musolino deve fare davvero, è diventato garante di questa stagione. Però prendiamo il lato buono e non il lato critico di questa discussione, che da dove sei partito tu, il cambio Moroso-Barbieri. In cosa è stato, cos'è che secondo voi ha fatto la differenza lì? Secondo me la tranquillità che hanno dato quando sono subentrati Barbieri all'LME e Moroso al Chions.
Perché prima comunque a Chions, lo sappiamo, hai aperto tu prima anche con quelle quella frase che secondo me è decisiva. State così, all'LME comunque una squadra di veterani allenata da un allenatore alla prima esperienza che avrà modo di rifarsi, ne sono certo, perché ne ha le capacità migliori, ma insomma chi ha giocato qua può dirlo che nello spogliatoio non sempre l'allenatore principiante, passami il termine, è così gradito ai senatori. Per me è stato quello. Poi tu metti Barbieri che comunque entra nello spogliatoio e tu, anche se sei ruffo, lo dico perché è un amico che hai giocato, ti metti sugli attenti davanti a Barbieri, quindi cambia. Dea, secondo te cosa hanno cambiato? Allora, tanto è passata a 4 allenamenti e questo è anche un segnale da parte della società che le cose vogliono essere fatte non seriamente ma ancora di più. E questo è un fattore importante. Poi insomma è chiaro che l'arrivo di un mister importante come Barbieri dà un segnale importante anche alla squadra, che il campionato è tutto da giocare. Gabriele Moroso ha trovato secondo me anche terreno fertile, perché l'ambiente Chions era un po' in subbuglio, è arrivato lui che non è un allenatore di grande esperienza ma sa come muoversi, e questo ha fatto sì che la squadra rendesse. Sulla dichiarazione di Tomei, se posso permettermi, sono d'accordo anch'io che il Muggia dovrebbe fare di più, sono d'accordo che il Kras dovrebbe fare di più, non sono d'accordo sul Codroipo. Il Codroipo è partito all'inizio che la linea difensiva doveva essere Kodromas, Nadarini, Tonizzo, Facchinuti. Quando gli va bene gioca con 2 e molte volte gioca con uno di questi 4 interpreti. Diventa difficile poi riuscire a fare un campionato quando hai tutto questo tipo di assenze. Cassin è più le volte che è fuori che le volte che gioca. Diventa dura senza i giocatori importanti riuscire a fare un certo tipo di campionato. Il Codroipo, com'è strutturato in questa maniera, se voi andate a guardare le panchine della domenica, è una squadra che lotterà per salvarsi se non fa qualcosa. Sicuramente questa sottolineatura ci sta. Credo però che il compito, giustamente, di allenatori navigati sia quello di riuscire ad andare oltre e fare, non ti dico 10 punti in più, 3 punti in più, e purtroppo fa parte del gioco, Dea. Cioè, altrimenti esistono solo le giustificazioni. Cioè, no, però queste sono importanti. No, questi sono fatti evidenti, però quando io sono in difficoltà, a cosa mi aggrappo? Alla figura più esperta che ho, e quindi se anche la figura più esperta finisce in questa situazione non mi riesce a dare quel saltino. Ma questa non è un'accusa a Sandrin, è per unire un po' l'analisi di cosa ci si può aspettare o meno, perché altrimenti non ci si aspetta niente. Non so se mi sono spiegato. No, ma hai ragione Massimo, però è chiaro che i giocatori fanno la differenza. Cioè, è vero. Possiamo stare qua a parlare finché vogliamo. Se tu hai dei certi giocatori, e allora questo tipo di discorso. Se ti mancano, se tu hai la miglior difesa del campionato dell'anno scorso e te ne gioca 1 su 3, è chiaro che non puoi pensare di non prendere gol, perché poi i giocatori fanno la differenza, al di là della bravura dell'allenatore. Ma ci sono cose nelle quali l'allenatore fa fatica a intervenire o a incidere così tanto. Ecco, io questo dico. Sì, assolutamente. Ok, ci ha fatto un po' discutere, mister Tomei, come sempre. Chi ha dato sempre fiducia chiaramente all'allenatore del Pordenone, la risposta è arrivata con una vittoria importante a livello morale, e domenica c'è il Tamai al Bottecchia, così andiamo su un prossimo turno che potrebbe darci le risposte. Intanto vediamo questo servizio. 2 gol da 2 ex, il Tamai frena ancora, fermato da Stiso e Mestre. Il Fontanafredda resta senza vittorie ma dà un segnale. Con 2 pareggi consecutivi il Tamai perde l'occasione di vedere il primato ancora più vicino.
e adesso sfida il Bottecchia, dove ci sono altri 2 ex, ma uno, Zorzetto, è quasi sicuramente out per una lussazione all'anca. L'altro è Carniello, che dalle Furie Rosse si è separato non proprio serenamente. Intanto il Pordenone ritrova la serenità con la vittoria. Squadra ancora convalescente, quella vista con i Carnici. I miracoli di Meneghetti tengono in vita i Ramarri, che dimostrano però carattere e cuore, come chiesto da mister Ciccio Campaner. Avevo chiesto ai ragazzi prima della partita di giocare con testa e cuore. Il cuore l'ha messo in ogni momento, la testa ogni tanto non sono stati lucidi, però devo fargli i complimenti perché non hanno mai mollato e da questo punto dobbiamo ripartire. E allora domenica un'altra sfida in casa per guarire definitivamente, ma contro c'è un Tamai che vuole ricominciare a correre, evitando gli ostacoli degli ex. Risposte di che tipo? C'è anche Juventina Forum che non ho messo in grafica, ma magari lì si cercano conferme, no? Quando parlo di risposte, Chion su FM mi può dare la risposta definitiva se davvero, ad esempio, Moroso non è solo l'elettroshock del cambio, ma è qualcosa di più importante. Il Pordenone, se è guarito al di là degli episodi che abbiamo visto, abbiamo parlato finora di Codroipo, Fontana Fredda, il Codroipo una gara l'ha vinta in trasferta, non ha mai vinto in casa, Fontana Fredda non ha mai vinto e qua risposte ne devono arrivare. Poi c'è Fagagna Rive Fraibano, perché è importante, ve lo dico fra poco. Cras Fiume, il Cras 2 scontri diretti persi, ha bisogno di una risposta e poi riproponiamo la grafica. Occhio che interessante la promozione, perché c'è la sfida in alto, Azzurra Teor, ma anche Casarsa Centrosedia, perché il Casarsa è tra le 3 in testa, ma il Centrosedia sotto sta spingendo e sta spingendo bene. Un passaggio di mister Gregoratti dell'Azzurra in vista della sfida col Teor domenica dopo la vittoria con l'Oltre. Non lo so se riusciremo a stare lì, me lo auguro, però insomma bisogna dire che qualcosa in più il Teor a livello di numeri proprio, senza parlare di giocatori per il momento, perché ha solo 6 gol subiti e anche il secondo il primo miglior attacco, quindi sicuramente di quelle che siamo davanti è la squadra più in forze, più in forma, ha anche dei nomi importanti e noi andiamo a giocarcela in tutta serenità sinceramente. E voi qua come la vedete? Cioè, nel senso, è più forte il Teor, punto, mi viene da capire. Noi ce la giochiamo, ma sono gli altri che devono vincere. Ma no, dai, è più forte secondo me sulla carta sì, però se sei lì a pari punti dopo 11 giornate vuol dire che anche tu hai qualcosa. L'Azzurra ha una rosa di prim'ordine anch'essa, quindi credo che insomma è difficile in questa partita. Ti devo dire, alla lunga anch'io credo che il Teor sia avvantaggiato nella corsa al primo posto, però in uno scontro diretto così a questo punto del campionato credo che no. Pretattica chiedo a voi, di Gregoratti o no? Beh, Gregoratti è un furbacchione. No, l'Azzurra è un'ottima squadra, Gregoratti è un ottimo allenatore, come lo è Campanera a Casarsa, come è Pittilino a Teor. È un bel trittico di squadre forti, naturalmente il Teor quella che ha speso di più, quella che ha preso i giocatori più importanti, ma le altre non vogliono fare le comparse. Mi sembra però troppo marcata questa idea di differenza tra Teor e le altre, secondo me. Siete così convinti che Teor... È vero che ci sono dei nomi come Bussi, Dionisi... Onestamente Massimo, se vai a vedere il roster non c'è paragone. È così netta? Rispetto secondo me sì. Alla lunga sì, in un campionato. In campo ci vanno 11 giocatori da tutte e due le parti, quindi non è detto che vinca sempre la Azzurra si è ricreata, sono stati bravi, con un mercato diverso. Bradasca come vede? Infatti in una partita secca, se si dovesse decidere il campionato in una partita secca, ci sta, però nel campionato... lungo, secondo me il Teor alla fine verrà fuori. Quindi Seba il Teor deve prendersi... sì, per i nomi che ha sicuramente. Però ha fatto fatica anche con le piccole tra virgolette, no? Ha vinto, non ha proprio stravinto, ecco. Ma Gregoratti fa bene a dare la pressione. Sicuramente. Ma l'Azzurra l'anno scorso era in eccellenza, quindi anche questo pesa un po', no? Non è proprio così. Ha cambiato tanto, però credo sia rimasti 1-2 dall'eccellenza. No, ha cambiato tanto, assolutamente. È lo scontro diretto che delle risposte ce le darà. Dicevo, chi deve dare risposte, Arrivo non va
anche Fagagna, Riva e Fleibano. Riva e Fleibano ha intrapreso un percorso di discesa dopo la grande partenza ed è sempre un derby e Fagagna non va, ha dei numeri che non tornano, vediamo. La gran botta! Non va. Senza gol in trasferta la squadra di Pagnucco non può trovare continuità. Le ultime reti bisogna tornare alla scorsa stagione, finale di campionato, quando Cassin e Clarini siglavano 2 reti all'azzurra. L'assenza di Cassin sta pesando tantissimo e infatti l'attacco non si sblocca fuori casa. Non bastano i pareggi. Il Pro Fagagna deve cambiare ritmo e trovare i gol, anche lontano da Fagagna. Beh, il derby in casa comunque. Sì, derby in casa, poi dici bene nel servizio, insomma, che manca Cassin, manca il capocannoniere dell'ultima eccellenza, quindi è chiaro che qualcosa hanno pagato. È chiaro che c'è un estremo dal manca il capocannoniere a non aver mai fatto gol in trasferta e tu dici troppi pareggi, per fortuna che li hanno fatti, perché altrimenti loro hanno perso solo 2 volte mi pare su 6 trasferte, mi pare, vado a memoria, e quindi per fortuna che hanno fatto qualche pareggio. È chiaro che loro stanno mancando davanti. Clarini, che è un giocatore straordinario, non sta trovando la via del gol, poi per il resto hanno Marigo, Toffolini, insomma stanno facendo fatica. Se ti devo dire il non va con i gol in trasferta, è chiaro che questa settimana ci sta. Questa settimana ci sta, perché poi sei andato anche sul campo della Pro Gorizia, avevi l'occasione, proprio io parlo per classifica, di dare seguito alla vittoria interna col Chiarbola, che era appaiata proprio al Gorizia. Adesso il Gorizia ha fatto un punto, è andato davanti, potevi davvero dare un bel segnale anche per la classifica. Fare 0 gol in trasferta pesa. E quindi il derby è importante, no? A proposito di risposte del prossimo turno. Anche il Rive, scusa, anche il Rive sembra essere entrato in un loop importante. Chiediamo a Dea che Rive ha visto. Allora, io in una delle mie tante partite che ho visto in questa settimana, ho visto anche quella di Rive Chions. Rive gioca bene. Rive gioca bene, il problema del Rive è che davanti fa un po' fatica. Ha qualche giocatore di cui io mi aspettavo una crescita importante, che si è fermato, e questo secondo me li condiziona, perché loro speravano molto di alcuni giocatori che invece sono rimasti un po' fermi lì. Però Rive ogni partita che fa crea occasioni e gioca, poi è chiaro che gli manca il finalizzatore, ma sta facendo un ottimo percorso. Il Fagagna ha quest'anno incredibilmente trovato solidità difensiva e fa una fatica incredibile a fare gol, che giustamente, come ha detto Simone, quest'anno manca Clarini dal punto di vista dei gol, un giocatore che a me piace tantissimo, che quest'anno sta mancando. Eh sì, questi sono alcuni dei temi che escono. Il prossimo turno vedremo che risposte darà. Per te invece dicevo, secondo me più per cercare conferme. Beh, sicuro. No? Certo, perché comunque sono 2 squadre che stanno affrontando un periodo un po' così. Sul Rive sono molto d'accordo col mister, perché io ci ho perso e contro di me mi hanno dato un'impressione di una squadra molto organizzata, che gioca anche a memoria, perché fanno cambi di gioco senza guardare, quindi vuol dire che sanno quello che stanno facendo. Col Fagagna ci ho giocato in Coppa, ma era inizio anno. Troppo presto. Era troppo presto. Però sì, non mi aspettavo un'altra classifica da parte loro. Sì, non riesce a... Poi basterebbero davvero magari quei 3 punti per farti guardare la classifica in maniera diversa. Altre, insomma, hanno ripreso quota, l'LME, abbiamo detto, il Chions, che ne abbiamo parlato prima. E dopo aver parlato anche del non va e di tante cose però anche belle, a fare un sunto prima delle ultime nomination di gol e parata, le stelle del Dea. Cosa hai scelto? Questa settimana è stata molto complicata, sinceramente, è stata difficile. Allora, per primo ho scelto Granzotti, perché per chi non ha visto lo speciale che hai fatto tu sul Super Bacio Damiani, insomma, quello che ha detto Granzotti su Damiani è cosa strepitosa, sembrava veramente il buffa della Carnia, Granzotti. Complimenti, è stato bellissimo ed emozionante sentirlo.
Poi ho dato 4 stelle, è finito così la rinascita un po', che non è proprio una rinascita, di Urbanetto e di Ruffo, no? Perché stavano facendo il loro in questo campionato, da quando hanno cambiato allenatore hanno svoltato e sono diventati determinanti. Il 5 stelle l'ho dato al 3-2 del Cras, azione meravigliosa, cioè tutta di prima, tempi di gioco incredibili, veramente un gol da far vedere e rivedere. E poi ho dato le 5 stelle superior al gesto di Cucchiaro, perché si vedono raramente queste cose nei campi da calcio e ci sarà gente che non è d'accordo con me, però insomma fermarsi in un'ipotetica azione da gol quando un tuo avversario lo si ferma, insomma direi che non posso che dargli il massimo dei voti. Sì, è stato un bel gesto, ero presente, perché si fa male Cotti Cometti, si accorge e si ferma subito. Se uno può dire intanto provo il cross, no, forse andava in porta lì anche, o anche vado in porta. A terra. Sicuramente l'ho pensato anch'io come idea. A Cucchiaro ha fatto un gesto incredibile, mi ricorda un po', se vi ricordate, quello di Di Canio, no? In Premier League, che si è fermato sull'infortunio del portiere. Quindi bravo. Cucchiaro ha 2 settimane di gesti incredibili. Sì. Il gol clamoroso la scorsa settimana e quest'anno si fa notare per evitare un'azione offensiva che poteva diventare magari anche determinante. Posso aggiungere una stella? Vediamo se Dea è d'accordo, c'era anche lui. Io magari 3, non tante, l'avrei messe al rientro di Aldrigo, perché l'eccellenza ha bisogno di un giocatore così, e quando è entrato ha fatto 3 giocate secondo me che ha fatto subito capire. Dea, io e te eravamo vicini praticamente a Monfalcone sabato a vedere la partita. Sempre bello vedere Aldrigo, ha fatto un lancio, è partita la palla, è stata una meraviglia. Sì, bello rivederlo in campo, proprio bello. Un commento su questo grande Monfalcone che ricorda quello dei tuoi tempi in classifica? No, completamente diverso. No, come classifica? Come classifica sì, nel senso che è una squadra che secondo me aveva ambizioni di vertice, ma forse non da... No, voi eravate partiti per quello. A noi ci picchiavano se non vincevamo le partite, sì. Nel senso che eravamo... Però rivedere Monfalcone lì... No, fa piacere, perché è una squadra, è un contesto con tanta passione, secondo me merita classifiche importanti e anche categorie importanti. È chiaro che è complicato quest'anno vincerla, l'eccellenza sarà dura per loro, secondo me però stanno facendo bene, il mister sta facendo un lavoro incredibile e comunque la società sta facendo bene. Io resto dell'idea che vincere il campionato sarà comunque complicato, anche nonostante questo cammino no, anzi io glielo auguro quasi ovviamente, perfetto. Però secondo me in questo momento stanno facendo veramente, secondo me stanno super performando, stanno andando forse al di là delle reali potenzialità, stanno lavorando benissimo, quindi bravissimi. Quindi tutto però da capire. Sì, sarà ancora lunga. Infatti tendiamo a non sbilanciarci su nessuno, no? Cioè anche se il Monfalcone è lì in testa così bene... Perché siamo un memory dell'altro anno, forse, Dici? no? E forse perché non c'è un Brian Lignano, un Chions degli ultimi, o un Monfalcone degli ultimi anni, no? È vero, è vero. Le scelte di mister Agostini, a proposito, facciamo rivedere quel gol del Cras, perché effettivamente quando si vedono queste cose è bello rivederle. Questa è una ripartenza. Seba, cosa mi dici? Dopo che ne ha parlato il Dea. Cioè, a memoria, hanno il joystick, stanno fino in porta, grande. Anche la sponda che gli fa, no? La sponda è meravigliosa. Perché ti viene da calciare, no? Dennis forse avrebbe calciato, magari, no? Anzi, io sono per l'assist. No, sì, avrebbe appoggiato anche Dennis. Ibe sicuramente. Ibe, volevo dirti, Ibe avrebbe fatto altro. No, questo è un gol, dai, Dani. Io gli ho applaudito, quando ha fatto il 3-2 mi sono girato verso il loro mister e gli ho applaudito, ho detto da far vedere a tutti i settori giovanili questa cosa qua, perché veramente... cioè perfetta, anche la sponda finale, un altro attaccante in eccellenza avrebbe calciato, sicuramente. No, straordinario, veramente giusto la stella, perché poi nella scelta del miglior gol che facciamo noi è un po' complicato, no? Perché andiamo a scegliere magari il gol spettacolare più che l'azione più che l'azione corale, la giocata del singolo, no? Quindi è il momento di parlare dei migliori gol, e vi dico anche che nelle nomination di giornata, insomma, c'erano 2 grandissime giocate di Urbanetto,
però questa settimana purtroppo anche quando abbiamo le immagini magari che non riescono a premiarlo del tutto ci portano a fare altre scelte, no? Quindi anche se davvero ho fatto fatica a non inserirlo comunque, quindi metto le mani avanti e andiamo a nominare i migliori gol, ve li vado ad argomentare adesso e dopo lo stacchetto per il miglior gol Pneus Friuli. Restando alle 3 giocate del singolo, dopo quello che vale il miglior gol della squadra che è del CRAS, io non vorrei passassero per normale i gol di Ciriello, no? Quindi l'ho voluto segnalare. Sono simili per capacità di andare a gestire palla, affondare il colpo, quello di Ciriello e di Zucchiatti. Quindi ho voluto premiare 2 gol da attaccanti, no? Avete visto, Ciriello si porta palla avanti con la testa e poi a fondo e gol, qua va a conquistare palla a Zucchiatti e poi col sinistro spara all'incrocio dall'altra parte, e poi le punizioni sono sempre belle secondo me da vedere e Parpinel è un maestro. Amedeo Russo. Quello di Ciriello, perché è arrivato il lancio, l'ha portato avanti di testa, difficile, e ha calciato. Ma quelli sono i suoi gol. Sono i suoi gol, però ripeto, Bomber, no? Cioè non che passino. Ma no, ma è che se ne fa talmente tanti così che sembrano quasi normali e che sono normali per lui. Nella normalità dei casi non è proprio una cosa così semplice, anzi. No. Bradaschia? Se devo scegliere, io avrei detto Urbanetto o quello del CRAS. Però a te piace il secondo di Urbanetto? Di Urbanetto secondo me ha fatto un Eurogol. Che era defilato. Quello si vedeva, già si poteva mettere. Però se devo scegliere fra questi 3 ti dico Zucchiatti. Dea, è più bello quello di Urbanetto il secondo rispetto a questi 3? Sì. Sì. Calcia, non c'è neanche angolo, la palla poteva passare solamente lì, ha fatto secondo me un gol incredibile. Dovrei chiedere un miracolo alla regia nel servizio dei giocatori importanti, c'era un momento di Urbanetto, perché altrimenti non so se mi fa questo miracolo di ripescarlo, perché lui dice così. È un gran gol. No, ma è difficilissimo da fare, perché quel tiro lì ti va lì una volta, perché devi avere una coordinazione, anche perché poi stai correndo un po' all'indietro, devi girarti, non hai angolo, può andare solo lì. È incredibile il gol che ha fatto. Adesso sto prendendo tempo, Simone, perché appena lo vedo. Tu intanto cosa mi avresti detto? Mi piace molto quello di Parpinel, punizione. Andiamo con le immagini, guarda, allora, perché così lo recupero da questo servizio, perché Chionza, abbiamo parlato dell'esplosione di Crivaro, Commisso, Manfredo Urbanetto aveva già fatto questa giocata in Coppa, che aveva poi trovato anche la complicità del portiere. No, questo è il primo che va con le... Quello lì vogliono loro, quello lì. Cambio anch'io. Cambi? Cioè dobbiamo andare oltre le nomination? No, io anche la punizione di Parpinel mi piace, anche perché le punizioni Parpinel, figlio d'arte, grande piede, sì. Parpinel. Nonostante lo sforzo di recuperare Urbanetto, abbiamo 3 Parpinel e siamo a posto. Allora dai, Parpinel va sempre bene, Dea, no? Sì. Io non volevo essere di parte, dai, cioè non voglio, poi a parte gli voglio troppo bene. Non volevo essere di parte, ma tira una gran punizione, una di quelle che sa tirare lui. Che poi la tira da destra, col destro, dove tirerebbe un mancino lì naturale, no? Invece... Lui da lì è preferisce così. È micidiale, credimi che è micidiale. Ecco, diciamo così, però almeno ci siamo sforzati per tenere in gioco una grande giocata di Urbanetto, quindi da apprezzare assolutamente. Andiamo con la miglior parata, Pneus Friuli.
Per il podio è giusto segnalare tutte e tre, anche se credo sarà una sfida piuttosto impari. Qua la deviazione, il riflesso di Sandri nella sfida oltre Azzurra che la devia sul palo. Chiavon una parata decisiva sull'1-1, è bravo su Kevin Rossi ad andare giù col piede e mettere in angolo, però io tra l'altro l'ho vista dal vivo, questa è una parata che potrebbe giocare fino alla fine per la migliore dell'anno, secondo me. Mamma mia. No? Cioè io faccio, se volete faccio il giro delle votazioni, ma se serve ditemi voi. No? Io sono d'accordo con te. No, io te l'ho detto già prima di vedere le immagini. Bellissima, quella di Meneghetti è una roba... L'uscita ha fatto doppia, no? Anche tra l'altro. Sì, rivediamola. Ma poi si è rialzato subito di quel poco che è bastato per mettere il braccio. Per me già è bravo, adesso arriva, già è bravo ad andare ad attaccare questa palla così. Guarda lì come si rialza e come va con la mano. Forza, istinto e paura di niente. Guarda che si è rialzato con quella mano, la mette a terra e poi va su. Fantastico. Poi comunque abbiamo parlato di giocatori importanti di movimento, non dimentichiamoci i giocatori importanti, i portieri. Dea Meneghetti è uno che poteva fare sicuramente la D ed è un giocatore importante. Quest'anno quando dovrai scegliere il miglior portiere rispetto agli anni scorsi che eravamo sempre un po' lì a chiacchierare, quest'anno ce l'hai dura. Ce n'è. E lui è tra questi. Questa non l'ho messa nelle stelle proprio perché tu mi avevi detto che avresti messa come tra le migliori parate. Sì, parata clamorosa assolutamente. Parata clamorosa. Siamo sul finale. A proposito di parate, siccome adesso continua con le nostre interviste il ciclo dei grandi personaggi del calcio della Carnia, indimenticabile portiere dell'Illeggiana, Tarcisio Job, mancato, e quindi voglio ricordarlo perché è stata una figura per chi ha vissuto i nostri campionati davvero simbolica, e quindi un abbraccio alla famiglia, insomma, voglio ricordare Tarcisio Job, figura iconica in questo ruolo, no? A Pordenone domenica la curiosità è stata che ha esordito come secondo di Radina Massimo Rella. Pordenone evoca grandi ricordi per lui, lo sentiremo adesso nell'intervista. Parliamo proprio della storia di Massimo Rella, giocatore straordinario, no? Seba. Sì, ho giocato 2 anni con lui a Sevegliano, lui è arrivato che era giovanissimo dal Padova, ma lo vedevi già che aveva una qualità oltre, diciamo, oltre le righe, ecco. Brava persona, grande amico, e fa piacere rivederlo. È proprio con quel Pordenone con cui ha in quel campo, insomma, quando giocava con la San Vitese, lo sentirete adesso, lo lega a un ricordo clamoroso, ci anticipava che stavano già organizzando una rimpatriata per il prossimo San Vitese Pordenone che torna quest'anno, però essendo impegnato in panchina in prima squadra col Tolmezzo dovrà rinunciarci, quindi noi avevamo già registrato. No, può andarci, perché San Vitese Pordenone anticipa fra 2 sabato che il Tolmezzo non anticipa. Ho visto ok, allora potrà fare entrambe le cose. E vediamo allora cosa accadrà, che partita sarà, se come quella storica che lui ci ha raccontato tra i vari aneddoti della sua brillante carriera. Io ringrazio Simone Fornasiere. Grazie a te, ciao. Grazie a Paolo Sebastianis, Bomber Dennis Godeas, complimenti e grazie a Daniel Bradasca, nuovo mister capolista del primo girone B, Medeo Russo. Grazie. E vi lascio all'intervista a Massimo Rella realizzata proprio a Tolmezzo. Buona serata e restate con noi con questa rubrica. Nato l'11 ottobre 1972 a Cividale del Friuli, la sua carriera parte in Carnia, poi si sviluppa, ce lo racconterà lui, ma anche in anni d'oro, addirittura a un certo punto al Padova. Massimo Rella. Piacere. Ciao Massimo, ciao, siamo ciao sul campo del Tolmezzo dove hai giocato e dove alleni anche con i giovani, adesso sei responsabile dell'attività di base qua al Tolmezzo, però io devo partire da questo ritaglio. Massimo Rella mi ha detto che non è uno che amava tenere tanti ricordi. No, mi piaceva giocare e basta. Va bene, però la mamma
giustamente. Questo ritaglio, no? La tenuta. Questo è bellissimo però ragazzi, perché questo ritaglio di giornale, a parte è firmato da Lorenzo Petizione, che saluto, giornalista. Una firma importante. Giornalista conosciuto, e c'è scritto Massimo Rella, promessa del Padova, inquadratelo bene, sarà un gran regista. È stata mantenuta questa promessa? All'inizio sì, dopo perso per strada. Come per mai? Tante vicissitudini mie personali, perché chiaramente con la testa di adesso probabilmente avrei avuto un futuro diverso, scelte di vita con, diciamo, la mia ex moglie dove potevo andare, invece appena sposato ho deciso di rimanere qui in Carnia, e poi perché comunque l'ambiente del calcio all'epoca c'erano dei bei marpioni che non ti dico. Cioè, La concorrenza anche era alta e anche le figure dietro al calcio. Esatto, erano un po', diciamo, ambigue, però di mio ci ho messo il 50%, poi... Tu dici testa un po', no? Però talento, insomma, evidente. No, il talento c'era. Il talento c'era, lo hanno detto tutti. Mi racconti un aneddoto subito, brucio una domanda subito, perché quella del libro di uno dei talent scout del Padova era? Ok, allora all'epoca l'osservatore del Padova si chiamava Scattamburlo e questo signore andava a vedere tutte le partite nel Triveneto, ed è successo che nella sua agenda personale aveva fatto 2 nomi dove elencava queste future promesse che sarebbero diventati dei gran calciatori. Uno era Alessandro Del Piero e l'altro ero io. E lì il Padova ha fatto un grosso sacrificio economico per... Loro ti prelevano dal Passons. Sì, io avevo iniziato qui col Cedarchis, poi sono andato con la Pasianese Passons, che era il Donatello di 40 anni fa, insomma, nel senso facevano provini con tutte le squadre, avevano solo settore giovanile. E poi da lì, facendo i provini, ho avuto la possibilità di andare a Padova, e lì, dopo aver ricevuto anche la lettera dell'Udinese dove mi convocava, perché Pasianese e Udinese avevano un accordo. I migliori della Pasianese, in automatico e senza, diciamo, oneri extra, sarebbero andati a Udine. Io quello l'ho bypassato, sono andato a Padova e lì è iniziato... Cedarchis che età, scusa? L'età dei pulcini, quindi aveva ho iniziato i pulcini con il Cedarchis. Pensato, proprio Massimo, a parte proprio con la squadra del paese che poi tornerai, forse chiudi o non chiudi con loro? Ho finito il ciclo, ho finito col Cedarchis, con la stella del Cedarchis, i 10 scudetti, ho deciso parto, finisco e chiudo. Tanto già questa è una storia bellissima, sì, no? Sì, no, perché... Già questo è bello, perché poi chiudi appunto nel Carnico, eccetera. Nel mezzo però c'è una storia da raccontare. Che giocatore eri, Massimo? Beh, come hai detto tu lì in quel traffiletto di articolo, il classico regista che adesso nel calcio moderno viene, non dico un po' eliminato, però ci sono giocatori di altre caratteristiche adesso. All'epoca il regista era quello che faceva il fulcro del gioco, insomma. Sì, qualità tecniche, ti pensava... Sì, beh, oddio, fisicamente non potevi essere un grande attaccante difensore, mi dovevi ranchiare e quindi avanti. E ti sei arrangiato bene, direi. Il momento più importante per te qual è stato? Quando a 16 anni con Enzo Ferrari, io mi allenavo con la prima squadra, ho fatto una panchina in Serie B con il Parma in casa, e se fosse rimasto, perché poi lui è stato esonerato, io probabilmente a 16 anni avrei esordito in Serie B. Probabilmente, non lo so, però lui aveva una grossa stima di me e io mi allenavo la mattina e i pomeriggi con la prima squadra già a 16 anni. Che calcio era quello che hai vissuto tu? Era ancora quel calcio che respiri, cioè una sensazione positiva, cioè l'odore del prato, cioè quelle cose che... Campo. Il vero campo. Adesso è tutto contorno, sembra tutto più uno spettacolo, cioè non è più quello vero. Anche nei dilettanti? Secondo me sì, Stiamo andando un po'... No, secondo me se non torniamo indietro
fra virgolette, per certe cose sarà sempre peggio, dove verrà prima il business, il voler per forza vincere, ma che non ti porterà secondo me a niente, dove dei ragazzi non esprimeranno mai le loro attitudini, le loro conoscenze, secondo me. Ti sei divertito tu col calcio? Sì. Di te La mia vita. La tua mia vita. Di te hanno un ricordo totale a San Vito, no? San Vito è stato, penso, per come eravamo considerati a livello triveneto e anche nazionale, perché poi si andava anche in Lombardia a giocare, cioè abbiamo fatto veramente delle cose veramente spettacolari. E lì a livello, diciamo così, dilettantistico, anche se quella D era qualcosina di più, esatto, sì, dai. sì. Però manteniamo questa parola, dilettantistico, eri nel momento top, no? Sì. Lì ero proprio al top, infatti in quell'anno lì, come ti ho detto prima, mi è arrivata la telefonata di Tesser, che era andato su al Sud Tirol, che ero andato a giocare a Arco, articoli sul giornale, questo è un fenomeno, vieni su, mi chiama, io gli ho detto, mister, mi sono sposato da una settimana, abbandono la moglie? Secondo me stiamo tranquilli. Lasciamo il mondo quieti e quindi... Ti sentivi però quella volta forte, sì, ma sì. Sì, cioè non per vantarmi, ma però, era proprio la consapevolezza, sì, no? Stavo bene fisicamente, stavo bene di testa e quindi stavo proprio a mio agio. Forse perché San Vito sono quelle piazze dove non pretendono, non hai pressioni e quindi giochi in una maniera un po' più spensierata. Easy, sì. Così. E Tolmezzo? Tolmezzo è stata il post, diciamo, il finale della mia carriera, dove praticamente ho incontrato tanti ragazzi che io sono partito, loro sono rimasti e quindi li ho rivisti anni dopo, ma tanti anni dopo, e ci siamo ritrovati e ho fatto parte per 6-7 anni della prima squadra con tutti i ragazzi che passavano e mi guardavano come per dire ok, all'Erella, però hanno fatto, secondo me, quegli anni lì a Tolmezzo è stato fatto un buon progetto come lo stanno facendo adesso o come è l'intenzione di fare. Sì, di diciamo che lì aveva una certa continuità che si respirava, seppur dovevi conquistartela sempre la categoria, però c'era una continuità assorbita, adesso è da ricreare questo. Massimo, mi dici i giocatori che hai apprezzato tu nel tuo percorso, tra livelli più alti e tornando poi al Tolmezzo, poi l'Eccellenza, ma se vuoi anche il Carnico, un po' di nomi, i nomi di Massimo Morella. Ok, io non posso non nominare il portierone della Sanvitese, perché a prescindere sotto l'aspetto calcistico c'era proprio instaurato un rapporto, sì, c'era feeling, si andava in giro insieme, si facevano le nostre serate insieme in compagnia, quindi c'era molta empatia fra di noi. Poi è anche il numero, secondo me, uno dei più forti portieri che ho visto, forse Clemente, potrebbe essere uno che gli potrebbe dare un po' di... All'epoca di Castelfranco Veneto uno forte era Eddie Bivi di Lignano Sabbiadoro. Ok. Personaggio fuori da ogni... cioè, era veramente particolare, cioè, però aveva una qualità che veramente gli ho visto con noi, siamo retrocessi, lui ha fatto 19 gol, cioè, di Bessou, quindi... Sì. E gli altri non vorrei dirne uno per dimenticarne altri, rimango a questi. Una partita indimenticabile? Ce ne sono due, uno era San Vitese Pordenone prima di campionato, vincevamo 2-0, espulso Nutti per 55 minuti in 10, loro pareggiano 2-2. Lancio del Cic, io vado in area. Cic sarebbe Scodeller, scusate. Lancio del Cic, io vado in contrasto in area, recupero la palla, la metto in mezzo, Lancerotto fa gol, io mi sono girato, ho visto tutti ferri, cioè dirigenti della San Vitese che rotolavano in calcio, proprio il Pordenone all'epoca era quello considerato che doveva stravincere questo
campionato, e questa è una partita che a me mi è rimasta perché vincere al 90esimo 3-2. E quest'anno torna a San Vitese Pordenone, no? Infatti la chicca è che noi della San Vitese abbiamo deciso di ritrovarci in quella partita a San Vito per fare vedere la partita, cenare insieme. Mi dici un po' di nomi di quella San Vitese? Vabbè, Scodeller, Lancerotto che fa gol, tu? Luti, Campaner, Zamaro, poi c'era Beh dai, ne hai già detto un po'. Lenarduzzi, Fabris, Piccoli come punta, cioè... Ah, ok. Mister era Piccoli? Sì. Però era la San Vitese... No, scusa, era Flaborea. Ah, con Flabo. Col Flabo. Con Flabo. La San Vitese in quel momento aveva una... Ora ti dico che a 3 forza. partite dalla fine noi eravamo a un punto dal Pordenone, c'era Pordenone e Tieni a pari punti, noi sotto di un punto. Io dico che se la dirigenza all'epoca aveva quella forza, sì, poteva spingere, noi a 3 partite dalla fine te la potevi giocare. Però era impegnativa, esatto, no, la storia. Esatto. Una persona indimenticabile? Piccoli come allenatore, un allenatore che avevo a Padova che si chiamava Fasolato, che mi ha parlato una volta, mi ha guardato negli occhi, mi ha detto: io so quello che vali, so quanto ti hanno pagato, non ti dico niente. Ci siamo capiti. Io ho fatto forse penso l'anno più bello della mia vita. Una volta mi ha tagliato. Bastata. Bonde. Bella. Un aneddoto ricorrente, un ricordo ricorrente. Non è bello, però è una cosa che mi ha fatto pensare. Il Padova in ritiro ad Desenzano del Garda, la prima squadra, zona retrocessione, chiamano 5 ragazzi della primavera, bisogna andare su a fare la partita infrasettimanale. Noi andiamo su, facciamo sta partita, di qua e di là, finire la partita a botte, fra Murelli, quindi ti parlo del vice di Pioli del Milan, Sì. con Di Livio, in mezzo al campo, fine partita, ci prendono gli spogliatoi, entra l'allenatore che era all'epoca Colautti, ci fa: mi raccomando ragazzi, è tutto qua, è tutto finisce qua, non facciamo perché in questo momento la squadra non ha bisogno di queste, e sono quelle cose che le vivi dentro, che da fuori sembra tutto bello e tutto quanto, perché il calcio sembra tutto, come ho detto prima, uno spettacolo, ma poi le vere cose di squadre che succedono sono lì, no? Sono lì, spogliatoio. vivi lì e ti fanno pensare, cioè nel senso, guarda questo, cioè, pur essendo compagni di squadra, però tutti e due volevano salvarsi. Però è finita così. È finita così, si sono salvati, però è nata... Però anche con questo emotivamente erano ci sta, bei periodi tosti. Fa parte nello spogliatoio, succede, insomma. Cos'è stato per te il calcio? Io se potessi giocherei anche a 52 anni e per me è stata libero. Io adesso lavoro in fabbrica e vengo qui finita di lavorare. Io quando entro qua dentro, libero, cioè proprio per me era la libertà. Bello, non avevo pensieri, non avevo grattacapi, paure, ansie. Solo la giocata. Sì, è come se mi scattasse una mole e dicevo via. E giochi. E gioco. Perché è un gioco alla fine, ogni tanto ce lo dimentichiamo, Sì, è un gioco. E bisogna divertirsi. Esatto. Che è la cosa migliore. Senti però, ti devo dire una cosa, prima di salutarci. 2. La prima, non hai nominato Fabio Arella, che era veramente il giocatore più forte. Oh, nel Carnico sì, Fabio era forte, nel Carnico, e poi nella sua storia Cedarchis sì, certo. lo dimostra dai campionati vinti, dalla passione che... Allora, mio fratello caratterialmente poteva e aveva anche le qualità, però lui all'epoca, un anno dopo lui è venuto giù con la Pasianese, aveva le opportunità. Lui ha detto: no, io a Cedarchis sto bene. E quindi sto a Cedarchis. Però questo fa anche capire una cosa, perché tu hai aperto parlando, abbiamo mostrato un articolo con cui chiuderò con una domanda, però Cedarchis, e chiude a Cedarchis, il territorio, come stai parlando, no? Ogni tanto in Chiarnieri, no?
io ho fatto un ciclo sui giocatori personaggi della carne, quanto vale però essere di qua? Quanto ha contato anche il territorio per te? Allora, io penso che il 70% delle salvezze fatte del Tolmezzo, sia quando c'era mio fratello in eccellenza che anche le successive, è perché c'era un'identità. Cioè, e tu te la sei portata con te? Sì. Questo è bello. Perché il carnico qui, specialmente in casa, fuori no, ma in casa non ce n'era per nessuno. Bello. Poco da dire, ma era così. Identità, qualità, classe, Massimo Rella è stato sicuramente uno dei grandi nomi del calcio regionale, mi ha fatto piacere chiacchierare con te in un campo, quindi dove ti senti a tuo agio. Miglior luogo. Miglior cosa, ma alla fine Scantamburlo, secondo te avrebbe scelto, dopo aver visto Rella o Del Piero? Sapevi, è l'effettente. No, Del Piero qualità indiscutibili, cioè quando giocava oltre. Però ma io vedevo e facevo cose che non è un po' prima. Probabilmente non sarei arrivato a quei livelli, non lo metto in dubbio, però secondo me la mia buona carriera da giocatore di calcio e poi rimanere magari in qualche staff ad allenare, potevo farla. È andata così, probabilmente servo qui. Questo è il fine che secondo me è giusto, non dovevo fare quello perché devo fare altro. Ma ci sta, ma comunque quello che hai fatto è stato veramente bello. Non rimpiango niente. Grazie Massimo. Grazie a te. Grazie per questa chiacchierata.